Cairoli per Bepi TV, mister, che partita ha giocato il suo Meda? Penso sia stato già più di tutti le partite giocate. Purtroppo sul 2-0 per noi abbiamo avuto un momento di blackout grosso. Purtroppo la partita non è andata come speravamo, come avevamo indirizzato. Mancano sempre meno giornate alla fine del campionato, ma oggi almeno per un tempo si è visto un buon Meda. Ci credete per la salvezza? Sì, ci proviamo. Ci abbiamo provato l'anno scorso per i retrocessi. Ci proviamo a ragione, certo. Sì. Prossima gara in casa contro l'Ispra, uno scontro diretto. Cosa andrà a chiedere ai suoi ragazzi? Di fare la stessa identica partita, di essere un po' più lucidi nei momenti di difficoltà. Mister, grazie e buona fortuna per il resto della stagione. Mister Fedele per Bepi TV, mister, che partita ha giocato il suo Ardor Lazzate? Ha giocato una partita di cuore, era quello che serviva dopo due brutte prestazioni, soprattutto quella di settimana scorsa a Ispra, e i ragazzi hanno dato prima di tutto risposta a loro stessi per ritrovarsi come uomini prima che come calciatori, e hanno dato risposte fantastiche e non posso che altro che fargli i complimenti. È stata una vittoria ottenuta dopo un primo tempo giocato un po' sottotono, un secondo tempo decisamente diverso. Cosa è scattato nell'intervallo nei suoi ragazzi? Ma secondo me non tanto nell'intervallo quanto dopo il 2-0 non abbiamo... che il 2-0 poteva ammazzare chiunque, soprattutto per come è venuto su un grande gol su cui obiettivamente non avevamo grandissime colpe. Poteva ammazzare chiunque, ma i ragazzi hanno dimostrato grandissima applicazione, grandissima voglia di non soccombere a un risultato che sembrava scritto, e questo va a esclusivo loro merito. Lei dopo il Robbio ha detto che i campionati si decidono adesso, a febbraio-marzo. Il vostro è stato un febbraio con 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, quindi un po' complicato. Che cosa deve avere la sua squadra in più in questo finale per rimanere in alto? Quello che c'è stato stasera, voglia di applicarsi, voglia di non lasciare niente al caso, e soprattutto di decidere sempre noi l'esito delle partite, che sia esso positivo o negativo, essere noi protagonisti in campo. Mister, grazie e buona fortuna per il resto della stagione.